tal punto benvenuto al vicepresidente della Riccardo Riccardi a questa puntata che è la numero 500. Buongiorno. Benvenuto, Presidente. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Bene, allora dovremo confrontarci su alcuni problemi che sono molto scottanti, che anche la stampa sta mettendo in evidenza in questi giorni. Cioè io, confrontandomi con molti primi cittadini, ma il tema della sanità è un tema preminente non solo per i primi cittadini, un po' per tutti, insomma, no? La situazione poi dei mezzi di base allarma un po' anche la cittadinanza. E quindi come stanno le cose? Lei che ha la delega alla sanità, e oltre parleremo poi anche della protezione civile e del resto, ma la sanità è un punto molto importante, perché si parla di fuga di professionisti, si parla che la sanità privata è più privilegiata, quella pubblica. Come stanno le cose, Presidente? Allora, cominciamo a fare delle cose con ordine. Tutta questa polemica degli ultimi giorni esce fuori perché Ambrosetti, quindi non Federico Riccardi, Ambrosetti, dice che il Friuli Venezia Giulia è la quarta regione in Italia in termini di capacità di risposta ai bisogni di salute. Da questa cosa nascono tutta una serie di polemiche. Allora, io intanto dico, aver conquistato la quarta posizione è un dato importante, perché insomma, noi continuiamo ad avere una sanità che risponde nella fascia alta di questo paese. Poi, allo stesso tempo, va tutto, nessuno mi chiede se va tutto bene. No, non va tutto bene. È chiaro che ci sono molte cose che devono funzionare meglio, ci sono molte scelte strutturali che devono essere assunte. Allora, noi abbiamo affrontato il tema della salute sostanzialmente girandoci dall'altra parte nel corso degli anni, e guardi, quando parlo nel corso degli anni, il primo che può permettersi di scagliare la prima pietra, vediamo chi ha il coraggio di farla, 5 Stelle compresi, perché ricordo che la nostra è una regione autonoma a statuto speciale che non ha una competenza primaria in materia di salute, un paese ha gli standard di salute che riguardano tutto il paese. Quindi i 5 Stelle sono stati ininterrottamente al governo negli ultimi 5 anni, il PD addirittura senza aver vinto un'elezione è stato a 10 anni, quindi non è che qua qualcuno ha la verità delle cose che si devono fare. Io penso che il sistema abbia bisogno sostanzialmente di due cose importanti. Allora, la prima è un grande investimento nel capitale umano, perché senza un investimento nel capitale umano, modificando delle regole importanti, perché vede anche lei, giustamente lei parla di personale che se ne va nel privato, in realtà poi sì, queste sono cose che accadono, ma non accadono nei termini in cui sono raccontate. La verità è che noi nel corso di troppi anni non abbiamo, ma questa è una competenza dello Stato, e guardi, queste sono posizioni che rivendicano tutte le regioni, al di là dell'appartenenza. Sì. Cioè le code ai pronti soccorsi, i medici di medicina generale che non ci sono, non è colpa né del governatore del centrodestra di una regione né dell'assessore della sanità di un'altra regione. È un problema strutturale nazionale. Centro-sinistra. Noi abbiamo un problema legato, secondo me, al fatto che i nostri medici cominciano a lavorare 10 anni dopo rispetto a medici di altri paesi. Abbiamo un meccanismo di revisione delle scuole di specialità che deve essere necessariamente rivisto. Abbiamo delle specialità. La medicina generale è una di queste, oltre che tutta l'area dell'emergenza, presenta un'attrattività nei confronti dei professionisti molto diversa. E questo ha a che fare, secondo me, con due fenomeni. Il primo fenomeno è sicuramente un aspetto di natura retributiva. Io penso che una delle cose che il governo deve modificare, che il Parlamento deve modificare, è che deve consentire margini di manovra completamente diversi rispetto a quelli che oggi esistono sulla capacità retributiva dei professionisti, che oggi è un problema. Però nello stesso tempo non crediamo di risolvere questa cosa soltanto con i soldi, perché la scelta di molti professionisti di abbandonare in particolare materie professionali che sono sul fronte ogni giorno sono per conquistarsi una qualità di vita diversa rispetto a quella che hanno. Quindi è evidente che con la limitata disponibilità delle persone è chiaro che questo accade. Quindi davanti a questo io penso che il Servizio Sanitario Nazionale debba fare delle scelte importanti. Mi auguro che in questi 5 anni il governo le faccia, e dico anche, guardate che davanti a delle decisioni di questo genere, siccome i professionisti non si formano in una settimana rivedendo tutte queste regole, noi avremo degli anni davanti difficili.
Una delle cose che secondo me va fatta urgentemente è anche la imposizione del pensionamento di molti professionisti che sono nel pieno delle loro forze e poi vengono espulsi dal sistema pubblico e vanno a lavorare in quello privato. E poi l'altro aspetto molto più strutturale, mi consenta di dire, di fare qualche battuta, no? Perché io leggo, insomma, la legittima posizione di chi fa l'opposizione, anch'io l'ho fatta, so cosa funziona, so come funziona, e dico anche che su questa cosa secondo me abbiamo sbagliato un po' tutti, è necessaria una tregua. A me viene da sorridere vedere qualche consigliere regionale che va a fianco di qualche comitato in qualche piazza dicendo di aprire quei servizi che hanno chiuso loro 5 anni fa. Quindi in questo modo, col fiancheggiamento a legittime aspettative che devono essere fatte sui bisogni delle persone. Noi abbiamo due grandi questioni di fondo. Noi abbiamo un modello organizzativo che ancora dà delle risposte ad una società che non c'è più. Questa è una società che vive molto di più, che ha bisogno di maggiore prossimità. Avendo la prossimità significa avere maggiori professionisti e significa anche alfabetizzare il personale sanitario e i cittadini a un utilizzo della tecnologia molto maggiore. Queste sono le risposte che devono essere date. Se qualcuno pensa di dover all'interno di un ordine del giorno di un consiglio comunale, con grande rispetto lo dico, alzarsi in piedi, e io faccio sempre l'esempio dell'idraulico, e meno male che l'idraulico ce l'abbiamo, ma non è che l'idraulico può stabilire dove devo mettere una risonanza magnetica, no? Perché altrimenti questo diventa la devastazione di una formazione che per troppi anni oggi ci presenta questo conto. Sì, le vengono addebitate comunque delle scelte un po', tra virgolette, di parte, vedi Palmanova, vedi la Bassa che dice ma come è stata un'indicazione dell'assessore che ha voluto penalizzare per esempio Palmanova. Allora, vogliamo dire la verità? La verità è che quando Palmanova entra sulla scelta dei punti nascita, ovviamente non raggiungendo i 500 parti nella bassa friulana, nell'ospedale di Latisana, con Monfalcone a 10 minuti, nella legislatura Serracchiani, alla direzione salute, i professionisti si presentano all'assessore e alla Presidente della Regione dicendo dobbiamo scegliere uno dei due punti nascita. E la scelta, l'assessore e soprattutto la Presidente della Regione dice allora, qual è la scelta tecnica? La scelta tecnica che ha fatto tra l'altro un signore che oggi fa il direttore generale in una delle aziende sanitarie, quindi abbiamo le testimonianze. Ma la scelta tecnica più opportuna è quella di prendere il punto nascita da Tisana. Ma siccome poi il Comune di Palmanova aveva un sindaco di centro-sinistra, Serracchiani chiude il punto nascita della Tisana e lascia aperto quello di Palmanova a 10 minuti da Monfalcone e da Udine, in una condizione di andamento delle nascite che è in calo in doppia cifra ogni anno. Quindi è chiaro che la vocazione dell'ospedale di Latisana deve volgere più all'emergenza, quindi volgendo più all'emergenza deve avere un sistema di emergenza molto più forte e di conseguenza anche l'elemento del punto nascita diventa coerente con questo, avendo ecco, assessore, lei 10 ha detto... milioni di persone nel periodo estivo. Palmanova invece ha una funzione alla quale nessuno credeva e devo dire che noi sulla protesica, sull'oculistica e adesso anche sulla mammaria stiamo facendo quello che abbiamo promesso. Guardi, immaginare soltanto qualche mese fa, in una legislatura della pandemia, vedere componenti, professionisti della componente universitaria decidere di andare a operare in ospedali spoke era una cosa alla quale non credeva nessuno. Ecco, questo sta avvenendo, questo è un lavoro di specializzazione delle nostre strutture che reggono in un rapporto hub e spoke nella misura in cui si specializzano, perché la casistica, il numero dei casi che un professionista ha davanti è un elemento di attrazione e di qualità, è quello alla quale dobbiamo guardare. Se poi invece vogliamo continuare a dire che vogliamo l'ospedale davanti a casa e la risonanza magnetica davanti a casa, poi alla fine io le garantisco che davanti a casa, andando avanti del tempo, come è accaduto nel corso di questi anni, alla fine avremo quello con l'ospedale davanti a casa che davanti a casa non ci andrà perché non ci saranno né i professionisti né quella qualità necessaria che a disposizione. C'è bisogno di una tregua e speriamo che la tregua arrivi. Parliamo un po' anche del resto perché il tempo corre. La protezione civile a che punto è? Mi pare che la nostra regione è sempre un punto di riferimento nazionale, un fiore all'occhiello, insomma, lo dicono tutti, un biglietto da visita, insomma. Ci sono tanti volontari ed è un punto di riferimento anche per la nostra montagna soprattutto, no? Ma io penso che in questi 5 anni abbiamo visto i punti più alti della necessità di questa grande organizzazione. Abbiamo vissuto una legislatura dell'imprevedibile, questo è accaduto.
Abbiamo cominciato con mezza montagna friulana che è venuta giù, abbiamo visto la capacità del sistema di dare risposte, abbiamo vissuto la pandemia e la pandemia non rientra in quella catena tradizionale dell'organizzazione del sistema di protezione civile. Invece abbiamo visto quanto sono stati necessari i volontari nell'andare a assistere le persone che erano chiuse in casa per ragioni di sicurezza. Non avremmo fatto 2.800.000 dosi ai nostri cittadini se non avessimo avuto, oltre ai sanitari naturalmente, la catena civile a organizzare gli hub che abbiamo organizzato. Non avremmo fronteggiato, purtroppo, anche registrando la scomparsa di un grande volontario di valore come Elena Duca nel corso degli incendi che ci sono stati, che nessuno aveva conosciuto in quella dimensione e per quella violenza. E non avremmo affrontato, risolvendo i problemi dell'accoglienza dei profughi, quelli sì, profughi che arrivavano dalla guerra dell'Ucraina. Quindi diciamo che, oltre naturalmente a tutte le cose che ci siamo abituati a fronteggiare, io penso che oggi il sistema di protezione civile abbia dimostrato come quella componente che tradizionalmente poteva essere considerata al di fuori della propria missione rientra a pieno titolo, ed è lì che noi dobbiamo proseguire a lavorare con investimenti e personale. Ecco, senta, recentemente lei ha avuto anche la delega all'attuazione della 4, insomma, che è tra virgolette un vecchio amore suo, praticamente ha ripreso in mano quello che le avevano tolto tempo fa, tolto tra virgolette ovviamente, perché ne ha tante e tante deleghe che effettivamente lei è l'assessore più potente della giunta Fedriga ed è un punto di riferimento non solo per la maggioranza, ma mi pare anche per il resto, perché mi pare che dal punto di vista del, come si dice, il piglio tutto, lei veramente ha preso in mano un'altra responsabilità. Io le chiedo come fa a tenere in mano tutte queste responsabilità che sono enormi, assessore. Allora, sul fatto del potente, per l'amor di Dio, evitiamo queste cose. C'è uno più potente dell'altro, qui c'è gente che per fine lì. Quindi poi cominciano le liturgie che chi ha i capelli poi pochi, bianchi come me, sa che effetti producono. Però, allora diciamo questo, il Presidente ha deciso con l'elezione di Graziano Pizzimenti a parlamentare di tenersi quella delega, e quindi decidendo di tenersi quella delega ha chiesto a me per questi mesi di occuparmi di questa cosa. Tra l'altro ricordo che questa è un'emergenza che lavora su un'ordinanza di protezione civile, quindi non è che sia una cosa. Chiaro, io spero di conoscere abbastanza quel sistema per professionale, averlo messo in piedi, quindi per me ovviamente rispetto ad altri probabilmente sarebbe stato più facile individuare uno che sapeva subito come entrare dentro questa partita. Peraltro le devo assicurare che insomma c'è una componente professionale importante all'interno della struttura che sta lavorando, che non dobbiamo dargli scossone, dobbiamo soltanto garantire che questi passaggi delicati proseguano al tempo minore possibile. Ecco, sento l'ultima domanda prima di lasciarci, naturalmente io spero che lei torni di nuovo alla mia trasmissione qui come ospite. Fino alle prossime elezioni. Sì, il futuro di Riccardi qual è? Eccolo lì, mancava. È la domanda delle 100 pistole. No, ma è la domanda che fanno tutti. Io sono sincero, non giro attorno, io non ho deciso alcunché, cioè credo, dopo insomma, tutte queste esperienze, di poter essere utile a fare delle cose. Penso di poterne fare diverse, e poi sarà il futuro Presidente della Regione qualora il centrodestra vinca, io mi auguro, e quindi il Presidente Fedriga a decidere cosa sia meglio far fare a uno che insomma può fare la mezzala, può fare l'ala, può fare il libero, il mediano, vediamo. Può fare che il regista, benissimo. No, vediamo, dai, insomma. Però è un problema, allora vedo legittimamente altri agitarsi molto e nessuno come me può comprenderli, perché quando abbiamo cominciato a fare queste cose ci siamo agitati tutti. E poi alla fine, andando avanti un po' con l'esperienza, è chiaro che l'agitarsi è giustamente una delle cose che devono fare altri.
sicuramente non quelli che insomma alle spalle hanno un certo percorso e possono essere destinati. Ultimo aspetto della destinazione è il ritorno a fare le cose che facevo, perché dal punto di vista professionale io potrei andare a fare le cose che facevo e credo che anche quello sia un lavoro importante per lo sviluppo della regione. Bene, grazie Presidente per la sua disponibilità, naturalmente in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie.